2-4 il risultato finale tra Accademia Trapani e Castellammare. Siamo qui con mister Amoroso e lo salutiamo. Salve. Mister, chiediamo subito, partendo un po' dal risultato 2-4, forse un piccolo passo indietro rispetto alle ultime uscite, cosa è successo? Sicuramente abbiamo trovato magari un avversario che aveva più voglia di noi nel secondo tempo. Al primo tempo siamo stati in partita, abbiamo fatto un ottimo, come dire, abbiamo espresso il gioco che sappiamo esprimere, dovevamo utilizzare di più anche all'inizio del secondo tempo. Poi insomma c'è stata da parte loro un'impennata che insomma ci ha portato questo passivo. Comunque devo elogiare solamente i miei ragazzi per quello che stanno facendo e andiamo avanti. La sua squadra è pure partita in vantaggio, poi dopo 2 minuti ha subito il pareggio. Questo gol preso dopo soltanto 120 secondi ha influenzato negativamente la partita? Ma sicuramente dico che lì dovevamo essere più bravi a gestire questa situazione, però è andata così. Sinceramente dobbiamo solamente migliorare l'aspetto mentale, perché poi dall'aspetto tecnico-tattico siamo sempre in partita, nonostante le numerose defezioni che insomma da un po' di tempo ci accompagnano, ma questo qua fa parte del gioco. Sinceramente non mi sono lamentato nemmeno sospetti quando abbiamo avuto una squadra decimata. Adesso poi nel computo delle rotazioni questo come dire, ci fa abbassare un po' il livello di guardia. Adesso gli infortuni limiteranno le scelte, insomma è un po' difficile fare a meno di alcuni giocatori come ad esempio Campanella quest'oggi, ma anche ad esempio Oddo, No, Gambicchia. Oddo, Gambicchia, l'abbiamo perduto per tutta la fine del campionato. Campanella occasionalmente perché veniva da un'infiammazione al tendine, da una botta che aveva preso 2 domeniche fa, quindi in virtù del fatto che ultimamente le cose non vanno in un determinato modo abbiamo deciso di non rischiarlo, anche perché sinceramente non poteva essere una situazione compromissoria per la sua integrità. Quindi diciamo che indipendentemente da tutto siamo stati in partita e quando abbiamo alzato un pochettino il tiro siamo stati pericolosi. Dobbiamo solamente continuare su questa strada e cambiare pagina già la domenica prossima. Comunque, ripeto, la squadra finora ha espresso una grande mole di gioco sotto tutti i punti di vista, quindi devo solamente ringraziare i ragazzi. Adesso invece inizia un trittico di partite piuttosto importanti per questo finale di stagione. Sì, no, ma tutte le partite sono importanti, andiamo per la prossima, questa la archiviamo, quindi ci sarà la Palma, ci prepariamo per la partita di sabato, ripeto, cerchiamo di recuperare qualche giocatore in più e sicuramente saremo nelle condizioni di andarci a giocare questa partita. Poi, ripeto, io sono soddisfatto del lavoro che i ragazzi quotidianamente mettono sul campo, mi dispiace solamente per i ragazzi che si sono fatti male, sono delle cose che capitano purtroppo e cercheremo di, come dire, di stringere i denti a qui alla fine del campionato, perché ripeto, la cosa è molto ristretta. Non abbiamo fatto mai un cruccio di questo, neppure quando non lo stiamo facendo perché abbiamo perduto una partita. Ripeto, veniamo da un ciclo di partite importanti dove abbiamo speso tanto e abbiamo ricavato pure tanto, quindi la salvezza l'abbiamo conquistata. Adesso ci guardiamo questo finale di campionato cercando di gestirlo in migliore modi.